il direttore Tantillo, direttore sportivo del San Giorgio Piana. Intanto le chiedo quanta emozione c'è nel vedere questo pubblico in simbiosi con la squadra. L'emozione è tanta. Ogni domenica dentro casa c'è questa emozione, ma devo dire anche che questo pubblico ci segue anche fuori, quindi sono il 12° uomo in campo. Devo dire che veramente sono una bellissima realtà, ecco. La vittoria di oggi cosa ci può dire sulla prestazione della squadra? Ma la prestazione è stata bellissima, quindi devo dire che noi sappiamo che quando giochiamo a calcio lo sappiamo fare bene. Adesso ci aspettano 2 grandi finali, abbiamo il Bagheria fuori casa e poi dentro casa col Gemini. Io spero di continuare a giocare così perché stiamo facendo davvero nelle ultime partite delle ottime prestazioni. Un finale di campionato che si avvicina, la matematica non è stata acquisita, però come ci potrebbe descrivere il percorso della sua squadra? È un percorso difficile, come vediamo la classifica è quella del San Vito e della Parmum sempre all'inseguimento, anche loro in questo momento non perdono un colpo. Come ho detto sempre fin dall'inizio dell'anno, questo è un campionato difficile, noi ce la stiamo mettendo tutta per portare a termine quello che è il nostro obiettivo. Vediamo che succede fino alla fine, noi saremo presenti fino all'ultima gara, ecco. Direttore, facendo un salto indietro nel passato, soprattutto nel mercato invernale, quanto è contato mantenere Jack Serio qui e soprattutto l'arrivo di giocatori come Lucera? Cecchi Serio per noi è una pedina fondamentale, come comunque lo sono tutti i nostri giocatori. È stato duro tenerlo perché comunque è un giocatore che ha tante richieste, per noi tenerlo è stato un grande acquisto. E poi Lucera, sì, non si discute, devo dirti che è stato anche lui un coniglio diciamo tirato dal cilindro, devo dirti che comunque anche Amaya, Tarantino sta facendo bene, il capitano, abbiamo ritrovato Ciancimino, Duro, devo dirti che comunque alla fine sono usciti tutti i ragazzi con i loro pezzi migliori. Ecco, concludendo, quanto è pronto a festeggiare Piana? Pronta? Ancora non siamo pronti, siamo pronti nell'ultima giornata, si vede, no? Ancora non siamo pronti, dobbiamo avere la testa serena per andare a affrontare la gara di Bagheria. Adesso ci sono due settimane di stop e poi dobbiamo cominciare di nuovo a battagliare. Diciamo che il campionato penso che si decide nell'ultima gara. Grazie, direttore.